Ai tuoi colleghi, Aldo grazie Costa, Stefano, 49 anni di Parma, direttore tecnico in Ferrari dal 96, Nicolas Tombasis, 42 anni, nato ad Atene, greco, Iniziamo da Aldo. Aldo, inglese buongiorno. di formazione Allora, prima tecnica, e cosa, Luca Marmorini, novità regolamentari capo abbiamo dei sentito. motoristi. Quelli più importanti, come hanno influito proprio sullo sviluppo e sul progetto F150? Ma sì, le novità regolamentari quest'anno sono tante. Hanno influito in modo decisivo, vale la pena probabilmente ricordarle. Abbiamo soprattutto avuto novità regolamentari dal punto di vista aerodinamico. Abbiamo la parte anteriore della scocca che dal punto di vista regolamentare è cambiata. Non possiamo più adottare quello che veniva chiamato il doppio diffusore. L'ala posteriore sarà un'ala mobile, a differenza invece dell'anno scorso l'ala anteriore non sarà più regolabile. Abbiamo altri cambiamenti regolamentari che sono invece legati all'adozione del KERS che ritorna dopo il 2009. Abbiamo anche la revisione di alcune strutture di sicurezza e su questo siamo contenti sempre di partecipare con la Federazione per migliorare la sicurezza stessa. La scocca avrà delle migliori protezioni dal punto di vista dell'abitacolo, avrà 2 pannelli laterali che proteggeranno le gambe del pilota. Sono stati rivisti sempre i carichi legati all'abitacolo, quindi le prove di omologazione statiche che vengono eseguite in fase preliminare. Infine dovremo avere una distribuzione dei pesi che è prefissata, quindi avremo un range di distribuzione dei pesi che andrà da un minimo a un massimo, cosa che è stata introdotta per la prima volta nell'ambito della Formula 1. Tutti questi grossi cambiamenti regolamentari hanno avuto un impatto notevole sull'esecuzione del progetto. Tante aree sono partite completamente da foglio bianco. Grazie. Luca Marmorini, a te volevo chiedere quali sono state le aree su cui siete intervenuti di più? A livello regolamentare ancora è in vigore praticamente il congelamento dei motori, quindi non è possibile fare modifiche prestazionali dirette. Abbiamo comunque lavorato sulla riduzione dei consumi, sul miglioramento dell'affidabilità e sulla riduzione dei costi. Per quanto riguarda l'affidabilità abbiamo riprogettato il sistema della distribuzione pneumatica. Per quanto riguarda la riduzione dei costi abbiamo migliorato sia il disegno sia la produzione di componenti. Quest'anno è stato reintrodotto il KERS. La reintroduzione del KERS ha comportato una modifica della parte anteriore del motore, con un trascinamento nuovo che ha anche impattato sul sistema di lubrificazione del motore. Forti dell'esperienza del 2009, praticamente abbiamo ridotto sia il peso e il volume di ingombro del KERS. Abbiamo migliorato l'efficienza del sistema. Abbiamo comunque sviluppato il KERS cercando di tenere sotto controllo sia i costi di sviluppo sia i costi operativi, sia proprio per ottimizzare il progetto, ma anche per rendere più economico la fornitura del sistema ai team clienti. Perfetto, agli ingegneri piace stare dietro i computer, non davanti alle telecamere, però fate un passo avanti per cortesia, che così vediamo meglio. Nicolas Tombasis, Chief Designer, dacci qualche caratteristica su questa vettura, sull'aerodinamica, su cosa abbiamo fatto, senza svelare segreti ovviamente, ma su questo so che vado tranquillo. Buongiorno. Questa macchina ha dovuto essere rivista tanto a causa dei nuovi regolamenti, quindi vi do una breve descrizione dal muso fino alla coda. Nella parte anteriore, per adesso l'ala è quella dell'anno scorso perché introdurremo l'ala nuova nei test più avanti. Però come vedete abbiamo alzato tutta la parte anteriore del telaio e la sospensione e abbiamo studiato tutti questi appendici che stanno sotto in modo per migliorare il flusso che va sotto la macchina, che è una zona molto fondamentale per la prestazione. A causa del nuovo alzamento del telaio abbiamo dovuto anche alzare
un po' il pilota, quindi il pilota sta un pochino più alto e come vedete l'ingresso dello snorkel del motore è un pochino più alto per non perdere prestazione il motore. Andando un pochino più indietro, come vedete le fiancate adesso sono molto più scavate nella parte inferiore. Nella parte centrale non si vede, però abbiamo, come diceva Luca, l'introduzione di nuovo del KERS nella zona del serbatoio della benzina. Andando ancora più indietro abbiamo fondamentalmente un diverso comportamento del diffusore e degli scarichi, quindi abbiamo lavorato per gli scarichi per migliorare il loro effetto sulla prestazione aerodinamica. Il diffusore è completamente rivisto ovviamente a causa del nuovo regolamento, è molto più basso, molto più semplice alla fine perché il regolamento è molto più restrittivo. E poi abbiamo ovviamente l'ala posteriore mobile. Questa è la sua prima evoluzione che ha come principale obiettivo controllare la sua funzionalità. Ci saranno sviluppi molto forti in quel settore anche per la prima gara. Quindi questa ala ovviamente ha dovuto essere proiettata non solo per il carico ma anche per poter perdere resistenza quando viene attivata sul rettilineo per i sorpassi. Grazie Nicolas. Aldo, una novità ovviamente sono le nuove gomme Pirelli. Quanto importante sarà saperle subito sfruttare nel modo migliore? Sì, abbiamo assaggiato le nuove gomme al test di Abu Dhabi nel dicembre scorso, è stato il primo test effettivamente effettuato. Abbiamo comunque anche da Pirelli i dati sui quali stiamo lavorando in termini di simulazione. Le gomme hanno avuto sulla nostra vettura un impatto importante, siamo in fase di rielaborazione appunto delle sospensioni, lavoreremo molto sugli assetti e sembrerebbe che una gomma è una gomma dal punto di vista aerodinamico, invece in realtà anche il contributo aerodinamico della gomma è importante. Le gomme hanno una forma diversa e quindi stiamo studiando in Galleria del Vento quali effetti il profilo della gomma e l'orma di contatto creano sull'aerodinamica vettura e sviluppando di conseguenza l'aerodinamica attorno a queste gomme. Grazie. Luca, hai parlato prima anche di interventi, eccetera, sui consumi. Cosa abbiamo fatto? Lavorare sui consumi è una cosa molto importante a livello prestazionale, quindi abbiamo continuato lo sviluppo già intrapreso l'anno scorso durante il campionato 2010, anche utilizzando il supporto tecnico di partner storici come Shell. C'è anche da considerare che quest'anno, visto che il pacchetto KERS, quindi intendo batterie, motore elettrico e sistema di controllo, sono all'interno del volume del serbatoio, l'impatto sui consumi è stato ancora molto importante a livello di progettazione e quindi è stata una delle parti fondamentali che abbiamo sviluppato durante l'inverno. Nicolas, per te l'ultima domanda è, Stefano Domenicali ha già detto che questa macchina cambierà rispetto a quello che vedremo presto nei test e poi via via nel corso anno, ma davvero così tanto? Cambia così tanto? Sì, noi dobbiamo cercare di massimizzare il tempo di sviluppo per la macchina, quindi cerchiamo di spingere i tempi di definizione delle carrozzerie per la prima gara fino all'ultimo possibile momento. Ancora a questo momento stiamo facendo test in Galleria del Vento che sono intenzionati per modificare la macchina per la prima gara. Tutta la carrozzeria sarà rivista per la prima gara, avremo novità importanti sull'ala anteriore, sulla sospensione, sulla zona dell'ala posteriore e anche sugli scarichi, quindi è una macchina ancora che è il primo passo, come ha detto Stefano, però per la prima gara avremo sia sul lato visivo ma anche sul lato prestazionale abbastanza grossi passi avanti. Perfetto, grazie. Mi sembra di capire che avete tanto da fare, per cui non vi rubo altro tempo, vi rimando a lavorare. Insieme a questi tecnici, altri personaggi di primo piano sono Pat Fry, che da qualche mese è in Ferrari e sarà il capo degli ingegneri in pista, e Neil Martin, 38 anni, inglese, che curerà le strategie con una nuova organizzazione che funzionerà a Maranello anche durante le gare. La scuderia che da sempre, da quando è iniziato il mondiale, è presente nel campionato di Formula 1, la scuderia che ha vinto di più nella storia della Formula 1. E allora riviviamo insieme qualche momento di questa fantastica storia. 812 Gran Premi, 215 vittorie, 205 pole position, 16 titoli mondiali costruttori, 15 titoli mondiali piloti nella storia della Ferrari.